Buongiorno a tutti, adesso vediamo come dividere due polinomi usando la regola di Ruffini. È un caso particolare che però ci fa fare la divisione molto più brevemente. La regola di Ruffini si applica per dividere un polinomio con un binomio della forma x meno a, dove a è lo zero del polinomio. Comunque, qui abbiamo x più 2. Noi dobbiamo scrivere la forma x meno a, quindi questo x più 2 sarà x meno 2. Allora, come si fa? Noi dobbiamo scrivere tutti i coefficienti di questo polinomio, stando attenti se qualcosa manca, qualche potenza. Allora scriviamo 6 che sta per x alla quarta, poi meno 2 che sta per x alla terza. Come vediamo manca x al quadrato, quindi dobbiamo metterci uno 0, 0x alla seconda, più 1 qua per x, più 1x, meno 3. Poi tiriamo una riga qua, una qua, una qua, e qui cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo mettere meno 2, che è lo 0 di questo polinomio. Significa che se mettiamo al posto di x meno 2, abbiamo meno 2 più 2 fa 0. Bisogna mettere quello. Allora, adesso nella regola di Ruffini immaginate che qui ci stia sempre uno 0, è sempre 0 qua, qui in questa posizione. Allora, noi qui dobbiamo sommare, 6 più 0 fa 6 e dobbiamo sempre moltiplicare con il numero che sta qua, che è meno 2 in questo caso. 6 per meno 2 fa meno 12, qua dobbiamo sommare, 2 meno 12 fa meno 14, moltiplichiamo con meno 2, meno per meno mi dà più, 2 per 14 fa 28, 0 più 28 fa 28, 28 per meno 2 fa meno 56, 1 meno 56 fa meno 55, meno 55 per meno 2, meno per meno mi dà più, 2 per 55 è 110, 110 meno 3 più 110 fa 107. E quindi cosa abbiamo ottenuto? Questi sono i coefficienti del quoziente. Allora, come va interpretato? Quando usiamo la regola di Ruffini, la potenza che abbiamo qui scende di 1. Se qui è la quarta, qui sarà la terza. Quindi questa cosa qua, questi coefficienti qua significano 6x alla terza, meno 14x alla seconda, più 28x, meno 55. E 107 invece è il resto. Allora, questo polinomio diviso questo polinomio è uguale a questo, e il resto è 107. In un altro modo si può dire che questo polinomio qui è x più 2 per questo polinomio, poi più il resto, 107. Ricordatevi che qui, se qui abbiamo x più 2, qua va meno 2. Comunque il modo più facile di ricordarvelo è che qui va lo 0 di questo polinomio. Se al posto di x mettete meno 2 più 2 fa 0. L'ho ripetuto, ma è così che è chiaro cosa bisogna mettere qui. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.